Una vicenda terribile di abusi nei confronti di una piccola vittima, una bambina di 10 anni, a molestarla un quarantenne compagno della mamma. I fatti sono venuti alla luce nel 2023 nell'Interland di Vittorio Veneto. È stata proprio la piccola a chiedere aiuto alla madre raccontando che l'uomo entrava di notte nella sua stanza e la toccava nelle parti intime. Disperata la donna prima si è rivolta al parroco del paese e poi è andata dai carabinieri per sporgere denuncia. Le indagini hanno portato alla luce una terribile realtà. L'uomo entrava nella cameretta della bimba almeno 2 o 3 volte alla settimana, alcune notti anche più volte nella stessa serata. Non solo, ma la piccola non sarebbe stata l'unica vittima del quarantenne. L'uomo in passato avrebbe abusato anche delle sue 2 sorelle, allora adolescenti. Nel 2024 era stato colpito da una misura cautelare che gli vietava di avvicinarsi alla ragazzina con l'applicazione del braccialetto elettronico. La procura aveva chiesto 16 anni di reclusione, la Corte d'Assisi lo ha condannato a 5 anni e 6 mesi. Si attende ora il deposito delle motivazioni della sentenza.